Allora ragazzi, io sono qui faccio questo video per dimostrare delle cose. Allora, in pratica è stato fatto un video riguardante Ciao TV, che io praticamente avevo come se avessi detto il nome della persona che ha tentato di spacciare la canzone per propria, ma io il nome non l'ho detto. Il nome io non l'ho detto di questa persona, ho detto solo credono ancora alla bugia che la canzone non è mia. Che vuol dire questo? Allora questa persona c'ha la coda di paglia, no? E allora praticamente io lo voglio dimostrare con questo documento, guardate, a Stories Manzel Gargiulo Pasquale. C'è la data, c'è tutto, guardatevelo un poco, eccetera. Mettete stop con YouTube e guardatevelo. Ecco qua. Allora, questo coso dimostra che io in pratica non è che sono andato alla SIAE per prima. Allora, io dissi nel video che ho fatto le corsette, non ho fatto le corsette, la canzone è mia. Ma io perché feci le corse? Perché questa persona fece lo stupido e mi promise che mi faceva conoscere una persona famosa. Una persona famosa. Però fece lo stupido per telefono e allora lui mi promise che se ce la intestavo pure a lui, anche se non aveva fatto niente, però ce la dovevo intestare pure a lui mi avrebbe fatto conoscere questa persona famosa. Però fece lo stupido per telefono. Io dissi che questo la testa non è buona, la canzone è mia, questo secondo me non mi fa conoscere nessuno, ma perché poi se la canzone è figlia a me ce la devo intestare pure a lui se lui non ha fatto niente? E allora andai alla SIAE, questa è tutta la verità. Guardate, 22 giugno 2012 sono andato alla SIAE e l'ho scritta. Questa è la verità. La sono andata a mettere alla SIAE, sede di Napoli, sportello autori. Allora, poi come la volete pensare, la pensate. Io la coscienza ce l'ho pulita, e poi volevo dire un'altra cosa, la verità la sappiamo solo io e questa persona e non ho fatto nomi come non li ho fatti a Ciao TV. Perciò se qualcuno mi vuole querelare lo faccia pure, però vi potessi querelare io a loro, perché loro hanno detto che io ho detto il nome, ma io il nome non l'ho detto. Grazie.